Notre-Dame de Paris è un romanzo storico di Victor Hugo, pubblicato nel 1831. Ci troviamo nel cuore della Parigi basso medievale, nel 1482. Il gobbo campanaro Quasimodo viene incoronato Papa dei Folli e preso in giro da una folla in delirio. Questa proclamazione risulta sgradita a Frollo, arcidiacono di Notre-Dame, che ordina a Quasimodo non solo di rientrare immediatamente nella cattedrale, ma di rapire Esmeralda, l'affascinante zingara. L'animo di Frollo è in fiamme, però l'attentato viene sventato da Febo, capitano delle guardie, e da Quasimodo, che si ribellerà a Frollo trovando in Esmeralda un'amica sincera. Quasimodo avrà finalmente il suo lieto fine, accolto e ben voluto da tutti. Ci presentano il gobbo di Notre-Dame. Forza Alice! Quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame, le pêcheur son poisson, le mitre en bitonne, sous les tours de Notre-Dame, le bourdon éclatant mille tonnes, la clochette légère teinte de mer, et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne les cloches de Notre-Dame. Quasimodo, voilà en plus qu'il l'a, l'appelle Esmeralda, aussi beauté et bonté du Cornelia.
perché volevo fare i complimenti a questo gruppo dell'agonismo e volevo sottolineare Patou Casia, campionessa italiana nel trofeo delle regioni 2024, Lanterna Chiara, prima classificata al trofeo Filippini internazionale, Biondi Noemi, vice campionessa italiana 2024, scusate mi sono dimenticata, Chiara Lanterna sesta al campionato italiano oltre che vincitrice del trofeo internazionale Filippini, Biondi Noemi, vice campionessa italiana 2024 e sesta classificata al campionato d'Europa, Biondi Costanza, campionessa italiana e campionessa d'Europa 2024, la nostra Esmeralda! Grazie di nuovo ragazze, complimenti a tutte, anche le altre che non ho menzionato, e in bocca al lupo per il vostro futuro. Ciao ciao!